Bene, allora sono contento di presenziare a questa conferenza stampa, ormai in prossimità del convegno che si terrà sabato 22 e domenica 23 sulla particolare e affascinante figura di Santa Hildegarda di Bingen. Tra l'altro ricordo che la memoria liturgica di questa santa cade proprio fra pochi giorni, il 17 di settembre, Dies Natalis, cioè il giorno in cui è morta, così viene chiamato il giorno della memoria della morte, Dies Natalis, e si celebra la liturgia di Santa Hildegarda di Bingen. Volevo chiedere, ma c'è una canonizzazione ufficiale? Non c'è una canonizzazione ufficiale. E nello stesso tempo però il Papa, quando nelle udienze, per ben 2 udienze del mercoledì, ha parlato di Hildegarda, l'ha sempre chiamata Santa Hildegarda. Credo che l'11 di ottobre, quando ci sarà la dichiarazione solenne di Santa Hildegarda, dottore della Chiesa Cattolica, sarà anche il momento in cui viene bonificata questa lacuna, diciamo, no, di canonizzazione di questa santa. Scriviamo santa o non scriviamo santa? Stiamo, se il Papa, se non vogliamo essere più papalini del Papa, quindi diciamo pure Santa Hildegarda. Scusi, il 7 di ottobre sarà, mi perdoni Sua Eccellenza, il 7 sarà proclamata dottore della Chiesa. 7 di ottobre. Il 7? Sì, e non l'11. Ah, sì, il 7, ha ragione, quando inizia il sinodo. Domenica 7. Sì, facevo confusione con l'anno della fede. Sì, esatto, il giorno 7, sì, che inizia il sinodo. Sì. Il sinodo sulla nuova evangelizzazione. Esatto, sì. Ecco, tra l'altro va ricordato, no, che dice la tradizione che questo giorno, il 17 di settembre, in Piemonte, sarebbe stato predetto da Santa Hildegarda a seguito di una delle sue ultime visioni. Quello che mi ha colpito e che credo che costituisca anche uno degli aspetti principali di questo convegno è la ricchezza di prospettive che caratterizza l'esperienza umana e spirituale di Hildegarda. Proprio rifacendomi alle parole del Papa, richiamo questo aspetto. Dice: questa grande donna profetessa parla con grande attualità anche a noi oggi, e parla da diversi punti di vista. Parla con la sua coraggiosa capacità di discernere i segni dei tempi, in questo senso profetica, no? Profetessa, in quanto coglie la parola di Dio negli eventi della storia e del suo tempo. Parla a noi con il suo amore per il creato, un aspetto molto attuale oggi, siamo preoccupati anche della salvaguardia di questo nostro creato. Parla con la sua medicina, parla con la sua poesia, parla con la sua musica, che oggi viene ricostruita e che la signora Elena ben conosce, di cui ci parlerà. Parla infine con il suo amore per Cristo e per la sua Chiesa, una Chiesa sofferente anche in quel tempo, una Chiesa ferita anche in quel tempo dai peccati dei preti e dei laici, e tanto più amata come corpo di Cristo. Papa evidentemente fa un collegamento con la Chiesa dei tempi di Hildegarda e la nostra Chiesa, anch'essa ferita e sofferente nei suoi membri, che però va amata come l'ha amata Hildegarda, e apportando in essa il dono, la medicina della sua santità. Ed è significativo che Hildegarda, pur avendo questa poliedricità di conoscenze che spaziavano dalla letteratura alla musica, alla medicina, una medicina che riguardava proprio il corpo umano e conoscenze, certo come erano in quei tempi, ma che aveva dei particolari aspetti di collegamento con la filosofia e con la sua visione. Non sia mai stata accusata di stregoneria. Lei conosce la botanica, aveva tante, non sia mai stata accusata di stregoneria. Perché? La sua amicizia con Bernardo di Chiaravalle forse l'ha preservata, l'amicizia che aveva, la stima e l'appoggio di Papa Eugenio III, la sua
origine nobiliare, certo tutti elementi, ma più profondamente credo che la gente, tutti, intuivano che in questa conoscenza che lei aveva e che quel tempo poteva anche così essere guardata con sospetto, c'era una verità e una intenzione e un contenuto che la preservavano da qualsiasi forma di ambiguità, ecco, e soprattutto quello che la metteva al sicuro era la sua santità, che era stata fin dall'inizio e lungo tutta la sua vita sempre percepita come reale e come il grande carisma di cui era portatrice. Ecco, credo che quindi questa grande ricchezza e questa complessità di questa figura affascinino continuamente anche oggi noi, le generazioni contemporanee, e possono portare un messaggio che è significativo anche per l'oggi. Intanto buongiorno, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo per averci ospitato e invitato a questo importante convegno. L'amministrazione comunale fa una sua particina o comunque dà un piccolo aiuto, ma è significativo, diciamo così, la collaborazione che c'è tra l'amministrazione comunale e diciamo quelle che possono essere queste iniziative, che sono una santa che abbiamo visto sarà resa ancora più famosa dopo questo convegno, e quindi è giusto che anche l'amministrazione comunale è lieta di ospitare in Vittorio Veneto questo importante convegno. Ripeto, è una santa che sicuramente è stata progenitrice di quello che delle donne, sicuramente a quel tempo ingiustamente la donna non era poco considerata, e questa santa che tra le altre cose mi pare riuscisse anche a incutere paura all'allora Barbarossa, quindi dà il significato della forza d'animo e del carattere di questa importante figura. La valorizzazione con questo convegno è significativa e noi come amministrazione comunale ne siamo orgogliosi di essere una piccola parte in qualche modo di aiuto. Quindi un grazie ancora dell'invito e naturalmente sempre a disposizione per quello che possiamo fare con quelle che sono le poche finanze che abbiamo, insomma cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo e utilizzarli bene. Posso aggiungere questo, che anch'io riflettevo su questo aspetto qui, dicevo, guarda, un convegno di alto livello, di alto profilo, anche scientifico, viene fatto su una figura pressoché ancora non, dico sconosciuta ma non molto conosciuta, viene fatto a Vittorio Veneto, che non è né Roma né Milano né non so, Firenze, viene fatto a Vittorio Veneto. E questo credo sia davvero un onore per tutti, per la Chiesa che ha accolto un'iniziativa che non è nata dalla diocesi ma è stata accolta, e vi ringrazio la signora Elena Modena, che è stato l'anima, diciamo, no? Che ha avuto l'idea e quindi onorata la diocesi, credo onorato anche il comune, perché un domani si dirà sempre un convegno importante sul degrado dei dighi è stato tenuto a Vittorio Veneto, guarda caso, anticipato tu per certi aspetti. Io indegnamente rappresento l'assessore De Bertolis, che purtroppo non può essere qui con noi, quindi non ho fatto altro che cercare di portare avanti il lavoro che lui già aveva impostato. Devo assolutamente ringraziare la professoressa Elena Modena per la pazienza anche con cui si è dovuta ripresentare, ha dovuto ripresentare tutto il progetto. Il convegno l'ho trovato ovviamente subito di grande interesse, e anzi, siccome sono anche curiosa, ho cercato di approfondire, anche se ho tantissimo ancora da imparare, un po' la figura di questa santa,
di questa protettrice delle battaglie, e già il nome credo che sia portatore di significato per quanto riguarda proprio il suo approccio alla vita. Mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto, ho letto ancora poco rispetto a tutto quello che c'è da scoprire, però se posso dire mi ha colpito moltissimo la visione religiosa sulla creazione, laddove lei rappresenta l'uomo come rappresentante della divinità di Dio e la donna come rappresentante dell'umanità di Gesù. Ecco, ho pensato che se oggi questo messaggio passasse alle nuove generazioni, probabilmente la convivenza anche tra uomo e donna sarebbe molto più semplice, per cui anche in questa piccola cosa, ripeto, che ho potuto notare, che ho colto, penso che la grandezza di questa protettrice delle battaglie sia senz'altro importante. Quindi ovviamente la città di Vittorio Veneto è più che onorata di ospitare un convegno di tale importanza. Ringrazio anch'io Sua Eccellenza il Vescovo per l'adesione al convegno. So anche che l'iniziativa gode del patrocinio del Ministero Beni e Attività Culturali, e anche Regione e Provincia l'hanno appoggiato, per cui siamo in ottima compagnia e spero che come me in tanti verranno ad approfondire la figura di questa donna che a noi piace, a me piace istintivamente, quindi grazie ai giornalisti per quello che sapranno comunicare rispetto alla passione anche, no? Che il De Garda ha voluto trasmettere. Naturalmente il mio grazie ancora una volta e ancora più sentito a Sua Eccellenza che mi permetto di dire qui ha creduto in questa proposta già diversi mesi fa, perché l'idea è nata lo scorso dicembre, tra dicembre e gennaio 2012, quindi è una lunga gestazione e dunque anche i tempi appunto di cui ha avuto bisogno il progetto in sé per poter prendere corpo, spazio, naturalmente, per poter avere anche una sua prima riconoscibilità e poi anche una certa appunto credibilità. Ecco, questi tempi sono stati anche abbastanza importanti in sé, dato il contenuto, giustamente, come ogni progetto che porta insomma un certo contenuto. Dunque il mio grazie vivissimo a lei, il mio grazie vivissimo naturalmente al Comune di Vittorio Veneto che ha creduto anch'esso a questo progetto, e ringrazio anche se qui assente l'assessore De Bertolis, davvero in maniera sentita. Ecco, ovviamente gli enti istituzionali, appunto provincia, la regione, il Ministero per i beni culturali, la provincia sostiene il progetto proprio producendo, diciamo, no? Il materiale da stampa, quindi Debbia, le locandine, quello che appunto serve per pubblicizzare il convegno, e poi anche interverrà in un secondo tempo naturalmente quando andremo a formulare appunto gli atti del convegno. È molto importante evidenziare, direi ancora una volta, anche se è tutto ben scritto, presente e dettagliato, la partecipazione al convegno di questi 8 relatori che vengono un po' da tutta Italia e le varie aree disciplinari che vengono toccate. L'ha già fatto Sua Eccellenza prima, descrivendo l'amplissima attività che ha connotato la vita di De Garda, la sua vita operosa, giustamente definita come vita operosa, 81 anni, iniziati all'età appunto di 8 anni, quando fu oblata presso il monastero appunto di Sibodenberg, e da lì iniziò la sua vita religiosa, ma non solo religiosa, ovvero tutto ciò che ha effettuato dentro naturalmente lo spazio ecclesiale in sé, ma andando a sondare i vari campi del sapere del suo tempo, in una sapienza infinita, veramente ampissima, vastissima, una sete anche di conoscenza. Dunque giustamente i relatori un po' da tutta Italia e giustamente anche le presenze. È importante evidenziare il fatto che al momento abbiamo 110 iscritti, oggi sicuramente diventeranno 115 e ancora abbiamo segnalazioni, iscrizioni, appunto telefonate di persone che vogliono avere informazioni più dettagliate. La provenienza è un po' da tutta Italia, i più distanti vengono da Brindisi, da Cagliari, poi abbiamo anche dalla Puglia, da Vieste una provenienza, abbiamo da Roma degli iscritti, da Milano, da Torino, Ferrara, Modena, ovviamente poi il Triveneto e anche all'area trentina. Ecco,
direi che insomma è un risultato, cioè questo interesse un po' da tutta Italia corrisponde effettivamente alla portata tematica, anzi ai numerosi temi che il Garda viene a toccare, non è un caso insomma. E ovviamente direi onora insomma la città di Vittorio Veneto e naturalmente la diocesi di una presenza che supera i confini proprio nel nome della forza che questa donna santa, mistica, musicista, teologa, conoscitrice delle scienze naturali, quindi anche in qualche modo terapeuta, fitoterapeuta, erborista diremmo oggi, o naturopata, ecco, è la misura della forza di questa figura. Quindi è interessante direi evidenziare il fatto fondamentale anzi che il progetto ha una sua forza intrinseca, questo mi piace dirlo. Non è stato proposto perché alcuni esperti possono mettere in mostra la loro capacità di studio e la loro capacità appunto analitica e naturalmente anche di relazionare su una figura di questo genere, di questa importanza, ma è proprio per i contenuti in quanto tali, che sono di un'attualità, si va scoprendo sempre più, profondamente attuale, appunto, profondamente dell'oggi. Quindi questo bisogno di riflettere, di darsi un tempo anche dilatato, calmo, ampio, per poter considerare degli aspetti insomma dell'esistenza dell'uomo che non è soltanto naturalmente legato appunto alla sua vita fisica, ma che è anima, che è psiche, che è spirito, che è tutt'uno, quindi per darci un tempo di riflessione e di riconsiderazione anche della figura umana, nella sua più grande dignità e nel suo rapporto con la terra, ma anche ovviamente con il cielo. Per questo direi l'ultima cosa, coloro che si sono iscritti e che continuano appunto anche a telefonare, a segnalare il loro interesse e la loro intenzione appunto di partecipare, vengono da tanti settori da cui possono provenire, quindi sono interessati naturalmente alla teologia, ma sono anche persone interessate appunto alla visione di Hildegard in quanto medico del suo tempo, potuta essere al suo tempo. Sono figure che sono interessate naturalmente all'arte, quindi l'importanza anche dell'arte miniata, che è un'arte che sembra un po' sottotono, no? Un po' minore, e invece è un'arte che racchiude anche lì un mondo e che secondo me è un po' una via di bellezza e perfezione, ovvero di bellezza e perfezione intesi come mezzi per accedere all'eccelso, insomma, quindi al divino. Quindi in epoca medievale l'importanza fondamentale anche dell'arte miniata. In alcuni casi siamo onorati della presenza, e questo lo evidenzio qui adesso in questa sede, verrà da Bingen Suor Cristofora Jansen, una monaca della comunità appunto di Bingen, è l'unica che parla italiano e mi ha scritto diverse mail, anche molto accurate, molto aperte, insomma. E l'ultima proprio di ieri arriverà al 21 pomeriggio, quindi chiaramente con anticipo perché il viaggio è molto lungo, e verrà accompagnata da una consorella. E poi si sono iscritte le monache di Poffaro, tutte e 8 le monache di questa comunità benedettina, che qui al Due Passi, diciamo così, un'ora di macchina, e tutte insieme quindi parteciperanno insomma, al convegno come per loro un modo insomma, di nutrirsi, ecco, diciamo così, di conoscenze, ma anche di esperienza intorno all'Hildegard e tutte interamente dedicate all'Hildegard. Che cos'altro aggiungere? Fermerei qui. Naturalmente il concerto della sera del 22 si terrà a Santa Giustina, come è stato già detto, sarà un altro momento importante in cui magari qualcuno si aggregerà ai partecipanti e diciamo, all'evento, anche se il tempo insomma, un pochino stretto in questo momento, insomma al convegno già aperto e quindi magari poi seguirà la domenica, le relazioni della domenica. Grazie. Beh, allora dico subito, il grande interesse, che è una cosa bella, dimostrato da tante persone, come stava parlando prima la dottoressa, ci ha costretto a cambiare il luogo del convegno, che era previsto essere questo qui, un luogo certamente affascinante e straordinario, che però ha dei limiti legali, ma anche proprio logistici, materiali. E si pensava di
dall'inizio che ci fosse un massimo di 120 persone, diciamo, chissà se riusciamo a raggiungerlo, invece le 120 persone stanno raggiungendo di quelle proprio iscritte. Non possiamo escludere che ci possa essere della gente che viene all'ultimo momento, non possiamo mandarli via, ma non possiamo neanche... Gli interessati può venire a sentire una delle conferenze, uno dei momenti... Certamente. Scusi, la sede no? La sede sarà l'aula magna, salone rinnovato, restaurato del seminario vescovile qui di Vittorio Veneto, che dispone anche di ampi parcheggi perché sia la piazza, va bene, domenica sarà un po' occupata, ma nel retro del seminario c'è posto per molte macchine, quindi è anche agevolato. L'ambiente è stato restaurato di recente, molto confortevole, attiene anche molte persone. Grazie e arrivederci allora.